in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'edizione dello scorso anno era stata condizionata dal ritorno della pandemia e centri importanti come Bitti e Mamoiada avevano dato forfait. Oggi, con l'ufficializzazione del calendario 2022 nella sede dell'assessorato regionale del turismo, si è avuta la conferma che Autunno in Barbagia, manifestazione simbolo della vacanza in Sardegna al di là dell'estate, quando si va alla scoperta delle tradizioni dei paesi dell'interno dell'isola, si presenta con l'adesione al progetto dell'ASPE, dell'azienda speciale della Camera di Commercio nuorese, di ben 32 centri della Barbagia. Debutto il 3 settembre e chiusura il 18 dicembre, ad appena una settimana dal Natale. Torna quindi nella sua completezza un viaggio sensazionale tra cultura, tradizioni e specialità enogastronomiche nel cuore dell'isola. Un percorso emozionante con la visita ai paesi dei centenari, come Ovodda e Tiana, i paesi delle vigne e del buon vino come Oriena, Mamoiada, Sorgono, Menassardo e Azzara, i centri dell'alta montagna come Tonara, Desolo e Fonni, i paesi delle castagne come Arizzo e Belvì, quelli della tradizione come Orgosolo e quelli delle aree archeologiche più importanti come Bitti e Teti, i paesi museo come Orani e Gavoi e tanti altri ancora, dalla città di Nuoro al paese fantasma di Lollove.
Cicalò, negli ultimi 2 anni abbiamo parlato della sofferenza di far decollare Autunno in Barbagia. Si è svoltato pagina, abbiamo finalmente un'edizione ad altissimo livello. Abbiamo un'edizione piena, 32 comuni che sono quelli che storicamente hanno realizzato questo circuito negli ultimi anni. C'è sicuramente un grande entusiasmo perché 2 anni di rallentamento, uno pieno di pandemia in cui in realtà l'attività è stata solo digitale. Lo scorso anno è stato fatto per metà, diciamo, del circuito. Quest'anno si riprende con 32, una nuova grafica, un nuovo entusiasmo, quindi siamo convinti che anche il desiderio dei nostri fruitori poi dia uno spazio importantissimo alle presenze. Abbiamo raggiunto nell'edizione 2019 le 500.000, confidiamo di replicare numeri di questo tipo. Qual è l'importanza per il vostro territorio di questa manifestazione? È molteplice, diciamo in prima battuta sicuramente dal punto di vista economico, cioè durante Autunno in Barbagia le nostre imprese incassano soldi veri, soldi che non vedono nell'arco dell'anno per periodi di tempi molto più lunghi. Ha un grande valore dal punto di vista in generale dell'attrazione turistica, perché abbiamo creato un prodotto turistico identitario della Sardegna che viene riconosciuto, direi, ormai moltissimo anche fuori dalla Sardegna e fuori dall'Italia, e più in generale dà una vitalità e anche una prospettiva a questi paesi che, come sappiamo, vivono di situazioni abbastanza difficili e complesse in generale per le condizioni economiche, e quindi Autunno in Barbagia gli dà una visibilità che rende lo spirito dei nostri concittadini, insomma, un po' più vivace e un po' più positivo rispetto al futuro. A questo punto con Agostino Cicalò voltiamo pagina, lasciamo i panni di Presidente della Camera e parliamo nelle vesti di imprenditore che opera nel Nuolese ma anche in Gallura. Come sta andando la stagione 2022? Direi che per ora i numeri sono positivi. Confidiamo che tengano, soprattutto a settembre-ottobre, che dovrebbero darci l'opportunità di vedere ancora un'importante quota di turisti stranieri, che sono quelli che poi completano la nostra stagione, quindi facendo gli scongiuri di rito, perché in questi casi, avendo visto pandemia, guerra e quant'altro, diciamo, confidiamo che possa andare meglio sicuramente del 2019. Gli alberghi del gruppo Felix fino a quando rimarranno aperti nel 2022? Diciamo, alcuni rimangono aperti tutto l'anno, diciamo, quelli strettamente stagionali fino alla fine di ottobre sicuramente. Voi avete già i numeri di come andrà la stagione anche nella fase autunnale? Sì, diciamo che le proiezioni adesso sono abbastanza buone, tenuto conto comunque del fatto che ormai gli ultimi 2 anni della pandemia hanno reso il periodo di prenotazione molto stretto, per cui ormai stiamo giocando l'arrivo dei clienti da un giorno all'altro. Nel sud Sardegna si lamentano per i problemi di assenza del personale qualificato e una grande difficoltà. Al nord cosa succede? È lo stesso, in Sardegna a sud, al nord e nel resto d'Italia. È un problema strutturale del quale dovremo farci carico in qualche modo. Ecco, ma come avete risolto in questa stagione? Abbiamo lavorato in attività selettiva all'inizio dell'anno e abbiamo recuperato numeri importanti, non sempre sufficienti a coprire le strutture. Mi tolgo un'ultimissima curiosità. Nella difficoltà ci può essere un mercato a crescere negli stipendi? Direi di sì, dipende dalla qualità della professionalità che viene proposta. Da segnalare l'impegno con il quale l'Aspen ha promosso la manifestazione, un impegno in rete veramente bello e da ricercare. Sì, abbiamo affiancato agli strumenti classici con i quali abbiamo sempre prodotto il circuito, quindi il materiale cartaceo, abbiamo affiancato la promozione con l'utilizzo massiccio dei social,
è l'utilizzo di una piattaforma, una landing page, quindi un sito dedicato dal quale si possono ottenere tutte le informazioni relative ai singoli comuni e ai singoli programmi. Abbiamo un QR code dedicato per ogni comune. Questo consente già all'arrivo nei singoli comuni di poter scaricare direttamente sui dispositivi mobili le cartine dei paesi con i programmi. E quindi anche la possibilità di avere informazioni sui B&B, sulle possibilità di ospitalità di ogni centro. Sì. All'interno della landing page sono previste le sezioni dove mangiare e dove dormire, in modo da dare un'offerta informativa abbastanza completa a chi decide di visitare i vari paesi. Abbiamo la produzione del materiale in italiano e in inglese. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ed eccoci con il presidente di Aspen, l'associazione speciale della Camera di Commercio di Nuoro, per valutare e dare un'immagine a questa nuova edizione. L'edizione della ripartenza Autunno in Barbagia è un'esperienza matura per le nostre imprese e per le nostre comunità. Logicamente dopo 2 anni di pandemia c'è una gran voglia di ripartire
c'è una gran voglia di presentarsi al meglio delle proprie possibilità, sia nelle produzioni culturali che artistiche, che artigianali, che agroalimentari. Che cosa rappresenta per il vostro territorio l'appuntamento dell'autunno e dell'inizio dell'inverno? Forse l'autunno, così come era nel calendario romano, è l'inizio dell'anno. Il 1° settembre inizia l'anno agrario. Noi con il 3-4 settembre partiamo con Autunno in Barbagia Bitti, cerchiamo di presentarci al nuovo anno nel miglior modo possibile. Presidente, quanto vi impegna a organizzare questa manifestazione? Impegna sicuramente tanto gli uffici, li impegna per gli incontri che bisogna fare con le comunità. Il calendario resta più o meno sempre intatto, però è sempre un momento di discussione con i comuni, e poi soprattutto quello che bisogna cercare di fare è di farla diventare veramente un appuntamento turistico che non si rivolga solo al turismo interno, al turismo sardo, ma diventi un vero prodotto turistico, per fare in modo che anche dall'Italia o anche a livello internazionale arrivino nuovi visitatori nel centro della Sardegna quando non si va in spiaggia. Andare sempre più avanti con la qualità. 3 anni fa, se vi ricordate, io vi dissi, appena insediato, bisogna far sistema. Era la parola chiave, quella chiave di lettura che davo io alla Sardegna. I sardi devono imparare a camminare insieme, far sistema. Oggi più che mai, con diverse prese di posizione, però lo si sta facendo e si stanno ottenendo tanti obiettivi, anche perché un po' il mio carattere mi porta un po' a dialogare con tutti, accettare questa grande scommessa del dialogo tra sardi che devono stare insieme, uniti, mai prese di posizioni forzate, ma sempre condivise, altrimenti decido io dico sempre simpaticamente così. Se non avete idee le dovete subire. Invece la cosa che sta emergendo con l'Unione Camere, noi abbiamo fatto una convenzione importante, storica, che non c'è mai stata a questi livelli, e soprattutto anche con la Camera di Commercio di Nuoro, che sono i promotori, i veri promotori di questa invenzione che sta dando veramente un risultato importante per la Sardegna. Perché? Perché il risultato più importante è che finalmente si riparte dopo 2 anni di pandemia. Avete visto quante imprese sono state messe in ginocchio dalla pandemia? Li hanno chiamati ristori, sostegno alle famiglie. Abbiamo dovuto mettere un sacco di soldi in campo per sostenere le imprese, che non sono mai sufficienti. Ecco perché questa è una grande opportunità, perché queste imprese che vedete che partecipano all'Autunno in Barbagia, coinvolte in 32 comuni, si sostengono spesso, fanno fatturati per tutto l'anno. Quindi non è poca l'iniziativa che si fa, ha un ruolo determinante per molte imprese. E che cosa incide? L'enogastronomia, la qualità dei prodotti sardi, le tradizioni. Vedete lo scontro anche a volte che si fa. Io punto molto sulle tradizioni. Io credo che la Sardegna debba ripartire, e lo dico sempre, da chi eravamo a chi siamo. Tradizione e cultura, perché il turista quando viaggia vuole vivere un'esperienza di vita diversa del posto. Quindi buon cibo, tradizioni, e la Sardegna può dare e regalare un sogno, perché noi siamo in grado, perché promuoviamo unicità, di regalare un sogno a chi viene da fuori. Nonché diamo anche una possibilità, e soprattutto, se mi posso permettere, ringrazio Agostino e chi collabora con lui, perché prima di tutto questa iniziativa fa conoscere ai sardi una Sardegna autentica, una Sardegna vera, che molti sardi non conoscono la Sardegna, molti non lo sanno. Io stesso non nego che da Sessuolo sto conoscendo una Sardegna, che ho 61 anni, pensate un po', diversa da quella che ho visto da bambino, perché ne ho visto una piccola parte, da ragazzo ne ho visto un'altra, oggi da adulto ne sto vedendo ancora un'altra, sempre più bella, sempre più appetibile, sempre più coinvolgente. Noi abbiamo storie vere e storie autentiche da raccontare, bisogna saperle promuovere. Ecco perché l'importanza di questo far sistema è di promuovere e comunicare in modo diverso. Visto che ci sono qui molti addetti dalla stampa, anche sul bando che ho fatto sulla legge 7, sappiate che ho imposto il 40% sulla comunicazione e promozione. Vuol dire che di quei 10 milioni l'assessore al turismo Gianni Chessa ha avuto il coraggio di mettere 4 milioni spesi da tutti i beneficiari che dovranno fare per la comunicazione e promozione degli eventi. 4 milioni andranno alla stampa tutta, social,
i sistemi sia del cartaceo televisivo e ovviamente quelli che sono nei social media, tutti i sistemi attuali della tecnologia per la promozione di un evento. In passato si spendevano soldi e degli eventi non ne sapeva nessuno. A cosa serve fare promozione se non lo sa nessuno? Vedete? Oggi ci si adegua, si usa il QR code, sono sistemi diversi. Le compagnie qui presenti marittime è un investimento anche quello che sta facendo la Camera di Commercio di nuovo, proprio perché qui si arriva tramite la nave o l'aereo, non abbiamo altri mezzi di trasporto, siamo un'isola, però l'unicità della Sardegna cattura l'attenzione e noi vogliamo catturare l'attenzione per destagionalizzare, andare oltre il mare, non solo mare, perché l'80% del turismo viene per l'estate, questi 4 mesi, si fa cassa tutto l'anno. Ma noi abbiamo molto di più, noi dobbiamo carezzare un sogno di un'isola che vive tutto l'anno e il turismo può garantire 12 mesi all'anno. Non certo si vive di solo turismo, ma non è mai stato sfruttato con l'interno che offre tantissimo, dall'enogastronomia, dal turismo esperienziale, dai cammini religiosi, dal turismo archeologico, dagli eventi sportivi che hanno dimostrato in piena pandemia con coraggio, mentre gli altri scappavano, io ho investito in un tema innovativo dove nessuno ci aveva mai creduto, con i campionati del mondo a livello internazionale. Quest'anno vi sorprenderanno quanti eventi stanno per arrivare e quanta gente sta per arrivare in Sardegna. Stanno già prenotando gli hotel che si stanno chiedendo cosa sta succedendo, perché stanno già prenotando negli hotel settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi Autunno in Barbagia è un'offerta che si aggiunge alle altre offerte, che completa un'offerta diversa, quella di valorizzare proprio l'interno, di valorizzare la maestranza di tanti artigiani e della nostra bellissima enogastronomia. Perché poi vorrei soffermare su questo, ma non ce la suoniamo e ce la cantiamo da troppi anni che siamo belli e siamo bravi, ma ci diciamo anche che siamo l'isola dei centenari, non facciamo parte tra le 5 blue zone al mondo, mica lo dice Gianni Chessa, lo dice uno studio mondiale. E allora se si vive più a lungo c'è un motivo. E la ricerca dove ricade, oltre che l'ambiente, ma anche al buon mangiare, all'enogastronomia. E Autunno in Barbagia promuove uno dei requisiti fondamentali per vivere a lungo, il buon mangiare. Queste sono ricerche. Allora noi dobbiamo saperci promuovere tutto, come fanno altre nazioni, che si vendono tutto quello anche inventato. Noi abbiamo storie vere, storie autentiche. È per questo che dobbiamo insistere nel promuovere l'interno della Sardegna, perché lì insistono i nostri centenari, dove il rapporto mondiale è di 8 ogni 100.000 abitanti. In Sardegna sono 22 ogni 100.000 abitanti. Noi dobbiamo essere orgogliosi, guardate qua che Sardegna abbiamo oggi. E tutto l'anno c'è sempre, è sempre così. Questo è un popolo accogliente, di gente per bene. Noi siamo però gente che dobbiamo imparare a promuovere una Sardegna diversa, quella autentica. Non quella industriale che ci ha lasciato cattedrali nel deserto e disoccupazione. Ecco. Invece noi con Autunno in Barbagia promuoviamo unicità, tradizioni, quello che sono cui siamo fatti, è la nostra storia della vita, i sardi autentici, l'ospitalità. Tra l'altro lo scriviamo, la Sardegna più genuina. Che Quindi io ringrazio veramente anche poi il Banco di Sardegna, perché mi accorgo, viaggiando lì, visitando i paesi, che ci sono molti sportelli, cioè il Banco di Sardegna fa parte della vita sociale dei sardi. È il nostro migliore alleato, forse è l'alleato più di fiducia. Io mi sento a casa, mi sento più tutelato. Questo è quel senso di appartenenza che sento nei confronti del Banco di Sardegna, che spesso affianca iniziative, tante iniziative lodevoli, le promuove, le finanzia, a volte anche danno dei contributi. Quindi tutto questo far sistema è il risultato di questo grande successo. Autunno in Barbagia si è assentato momentaneamente, oggi ritorna più forte che mai e vedrete ci sarà un entusiasmo in questi 32 comuni che grazie per aver iniziato e si riparte da Bitti, che è l'apertura anche per, nel senso, credo che i sardi sono stati molto uniti per quello che è successo a Bitti. Purtroppo il maltempo fa danni incalcolabili, ma ci ha unito. A volte queste disgrazie ci uniscono, ci rafforzano. C'è questo grande senso di solidarietà,
ci ha portato una partenza più forte della nostra Sardegna e anche una vicinanza molto stretta a Bitti e tutto ciò che è attorno a Bitti. Quindi io sono veramente contento di collaborare con tutto ciò che stiamo facendo, con le fiere, le iniziative che abbiamo in convenzione con l'Union Camere, stiamo facendo tante cose. Noi stiamo andando nel mondo con l'Union Camere per poi portare il mondo in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da sempre Autunno in Barbagia ha un partner d'eccezione nel mondo del credito che è il Banco di Sardegna. Certo, noi confermiamo anche quest'anno la nostra partecipazione perché condividiamo i valori fondanti di Autunno in Barbagia. Quindi innanzitutto il fatto di fare rete con gli altri operatori, quindi il banco partecipa insieme a tutti gli altri attori. Il fatto di valorizzare i nostri territori con le loro tradizioni enogastronomiche, culturali, artigianali e tutto ciò che i nostri paesi dell'interno possono offrire. Avrete anche un mezzo
paese per paese durante la manifestazione dal 3 di settembre al 18 di dicembre. Certo, noi partecipiamo a diverse tappe con il camper del Banco di Sardegna che sarà affiancato dalla filiale aperta, perché noi abbiamo le filiali presenti nei paesi, e ci sarà un team di dipendenti del banco che proporrà ai visitatori di Autunno in Barbagia la nostra carta prepagata gratuita che riprende le immagini e il logo di quest'anno di Autunno in Barbagia. Diciamo che ogni anno ormai facciamo la carta prepagata e quindi sta diventando uno strumento che viene anche collezionato, la nostra carta prepagata Autunno in Barbagia. Cosa rappresenta il Banco di Sardegna per i territori dell'interno dell'isola? Beh, sicuramente noi viviamo con i paesi dell'interno la vita quotidiana attraverso le nostre filiali e quindi partecipare a Autunno in Barbagia significa essere con loro in un giorno di festa, in un giorno in cui anche la realizzazione economica di questi territori cresce e quindi noi sosteniamo diciamo anche le imprese che si mettono in vetrina durante Autunno in Barbagia anche in questa situazione. Quindi alla presentazione dell'Autunno in Barbagia stagione 2022 importanti sono le connessioni. Iniziamo con la Grimaldi Line che avrà una collaborazione appunto per quanto riguarda la logistica dell'Autunno in Barbagia. Grimaldi Lines anche per questa edizione si conferma partner nei trasporti per Autunno in Barbagia. Per cui abbiamo già studiato una convenzione, una scontistica da proporre a chi vorrà venire in Sardegna riferita nei weekend della promozione del territorio e poi ovviamente tutto quello che è comunicazione digital, visto che il futuro è quello, per cui maggiormente faremo un pushing diciamo sui canali digitali. L'obiettivo non è solo quello di creare una connessione e quindi di creare dei collegamenti e allungare la stagione, è anche quella del contenuto. Assolutamente, sì, questo è noi sposiamo il valore del territorio, per cui questi piccoli centri sono tutti centri che vogliono valorizzare il proprio territorio e noi sposiamo sempre un po' il valore, visto che noi stessi cerchiamo di dare valore aggiunto. Storicamente la Grimaldi Line nasce con l'obiettivo del benessere anche dei viaggi, oltre che a quelli commerciali, oltre che a quelli dei collegamenti per un'isola così importante, quindi voi avete un rafforzamento su questa collaborazione? Sì, diciamo che il mood, se così si può dire, della compagnia è quello proprio di iniziare il viaggio già in nave, per cui non vuole essere solo un trasporto, ma vuole essere già un momento della vacanza del passeggero, per cui cerchiamo sempre di portare un comfort aggiuntivo. Grazie alla Grimaldi Line passiamo alla Moby e Tirrenia, altrettanto compagnie storiche con collegamenti importanti per l'isola e anche voi farete una connessione importante per quanto riguarda la valorizzazione di questo evento. Sì, assolutamente. Vabbè, fino all'orario estivo comunque abbiamo collegamenti da diversi porti, quindi per la Sardegna, quindi dal nord fino a Civitavecchia. Poi nei mesi, una volta che si chiude l'orario estivo, comunque rimangono sempre 3 collegamenti da Genova, da Livorno e da Civitavecchia per l'isola, quindi comunque da quel punto di vista chiaramente noi spingeremo assolutamente e cercheremo appunto su tutti i nostri canali, come diceva la collega, di pubblicizzare, di informare i turisti che arrivano. Il nostro intento è proprio quello di informativa prima che i clienti arrivano, durante anche la traversata, in modo da fargli capire che oltre alla settimana magari di vacanza di mare che vorrebbero fare, specialmente nei mesi di settembre e ottobre, dove troveranno, speriamo, una situazione di tempo come quella di oggi, però che siano informati magari che ci sono anche quest'altra Sardegna da vivere, da visitare, che assolutamente non ha niente da invidiare anche alla parte costiera, quindi far sì che vengano informati e magari si spostino nel weekend. Evitare il famoso effetto ciambella, no? Di cui si parlava qualche anno fa, valorizzare le coste e l'interno è un po' di nicchia, ma in questo caso cercare di spostare anche il turista, il visitatore anche all'interno. Sì, perché poi sono quelli che una volta che provano magari appunto questo nuovo modo di vivere la Sardegna, sono anche quelli che magari tornano a casa e la raccontano, quindi sono quelli che fanno ancora più pubblicità, no? Rispetto anche a tutti gli altri canali. Quindi è importante questo e sicuramente appunto tutta la nostra
tutta la nostra opera di informazione su tutti i vari nostri canali, dal sito, dai social, appunto dicevo anche a bordo, sarà appunto di informare i turisti che arrivano di questa opportunità. E allora ci sono tutti i presupposti perché questo autunno in Barbagia sia un caldo autunno e soprattutto abbia una buona navigazione. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta e inarrestabile. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad. Insomma, abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Il 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi
allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa chiaramente Conad Nord-Ovest che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà a fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto. Forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle. E questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci. Valerio, buonasera, siamo al Poetto, ma non si parla di stagione estiva, di flussi turistici, di trasporti, che non sarebbe male. Si parla di università, si parla di un'offerta didattica che cresce, che si amplia, che è multidisciplinare, ma soprattutto che si avvicina a quello che è il tessuto giovanile, che si avvicina a uno dei luoghi cult della movida cagliaritana, di una vita che inizia dopo Pasqua e si conclude nella lunga estate, anche a novembre, insomma, perché Cagliari è viva e fresca e cerca i suoi prodotti migliori andandoli ad accattivare con proposte nuove. Siamo con Antioco Floris, docente
presidente del CELCAM, coordinatore, me lo dirà lui perché mi sono dimenticato esattamente come funziona. Antioco Floris, professore, che senso ha andare a raccontare 5 nuovi corsi di laurea agli studenti, alla comunità, ai genitori che in questi giorni magari dibattono con i figli neomaturati e devono capire come investire sul presente e sul futuro? L'università è un mondo complesso, è fatto di tante cose. Uno di questi aspetti del mondo universitario è anche il contatto col territorio. Noi lavoriamo facendo ricerca, coinvolgendo i giovani, e i giovani diventano un punto di riferimento fondamentale. Non possiamo pensare che l'offerta formativa venga presentata solo all'interno delle mura dell'università, ma dobbiamo andare a incontrare anche i giovani, ma diciamo più in generale chi può iscriversi ai nostri corsi, cioè chi può scegliere di crescere in un percorso universitario anche se non è più giovane. Dobbiamo andare a incontrarli dove loro vivono e dobbiamo anche pensare che la prospettiva è diversa, nel senso che quando noi ci apriamo a uno spazio di collettività come può essere un locale come questo, stiamo portando la cultura nella città e la città nella cultura in un rapporto che è di scambio, perché i rapporti si costruiscono così. Se lei dovesse raccontare a un suo collega, lo incontra in treno, avete 20 minuti, ma lei ne ha uno adesso, in che modo sintetizzerebbe questa proposta formativa? Allora, le discipline della comunicazione sono nella società contemporanea uno degli aspetti fondamentali. Qualcuno diceva non si può non comunicare, però oggi si comunica perché attraverso la comunicazione si vendono prodotti, si costruisce l'informazione, si costruisce il racconto, si costruisce la narrazione degli eventi, e tutto questo si affronta oggi non più in maniera dilettantesca ma con professionalità. L'università ha gli strumenti per formare in questo campo, addirittura costruendo percorsi di specializzazione che sono differenziati in base agli interessi dei singoli, che sono la multimedialità e quindi la creazione di prodotti, che sono lo studio delle teorie e quindi un approccio più di riflessione, ed è la sociologia della comunicazione, quindi un approccio con la società e con le dinamiche della comunicazione anche istituzionale. Sono percorsi di specializzazione e l'Ateneo su questo ha investito molto. Esther Cois, sociologa, delegata per il rettore per le pari opportunità, per le opportunità di genere, un tema caldissimo. In che modo questa presentazione inusuale al Poetto in un locale molto noto, crocevia di più generazioni a dire il vero, ma soprattutto dei giovani, di quelli che noi chiamiamo i nativi digitali? Io direi che questa è proprio la location ideale, intanto perché, come già diceva il collega, il dialogo con il territorio si realizza nei posti dove le persone si trovano, e siccome l'università adesso tecnicamente sarebbe chiusa perché siamo nel pieno dell'estate, questo non significa che l'università smetta di lavorare o scompaia. È un attore come tutti gli altri che interviene nel dibattito pubblico e che presenta ciò che ha da offrire, si parla infatti di offerta formativa, alle persone che potrebbero essere interessate a seguire i percorsi che sta offrendo. Il tema della parità di genere interseca, diciamo, in maniera trasversale tutti i corsi che si occupano di comunicazione nel nostro Ateneo. Oggi ne presentiamo 5 perché l'idea è quella che il nostro Ateneo sia un sistema. Non c'è una competizione tra le facoltà, ma c'è una filiera che si compie all'interno di tutta l'università. Quindi i colleghi e le colleghe che presenteranno insieme a me i corsi spesso collaborano a più corsi contemporaneamente. E nel caso in particolare del corso di innovazione sociale e comunicazione, che è il più giovane che è stato creato all'interno del nostro Ateneo, uno dei temi su cui la comunicazione, diciamo, si confronta è proprio quello della gestione del cambiamento, delle situazioni di crisi. Sappiamo perfettamente che nell'attualità non mancano situazioni di crisi, ma ci sono anche questioni di più lungo periodo, per esempio la questione dell'inclusione sociale, della parità di genere, dell'investimento nella sostenibilità ambientale. Tutti temi che devono prima essere capiti con capacità critica, ed è una delle cose che viene offerta agli studenti e alle studentesse che sceglieranno questi corsi, e poi anche con la capacità di comunicarli all'esterno per costruire dei percorsi migliori di innovazione sociale. Il professor Floris diceva che l'università ha anche il compito intanto di andare sul territorio, ma sostanzialmente accade che porta la cultura nella città e la città nella cultura. Lei come lo spiegherebbe a una sua studentessa o studente?
proprio nei termini che ha utilizzato Antioco, nei termini di un dialogo. Spesso si dice che l'università, come dire, produce molto materiale discorsivo e poi magari uno si può chiedere, uno studente, una studentessa giovane che deve decidere cosa fare del proprio futuro, si potrebbe chiedere che cosa faccio di tutti questi discorsi, di tutte queste parole. Questi discorsi hanno degli effetti pratici, le parole, come si dice, sono importanti, la comunicazione, il modo in cui si sceglie di comunicare, le persone a cui si comunicano certi messaggi fanno la differenza. Quindi come dire, intervenire direttamente nel territorio significa dire proprio questo: noi siamo una voce che ha bisogno di interloquire con tante altre voci, perché poi le soluzioni per i problemi di oggi, i problemi che sono legati alle crisi economiche, ambientali, geopolitiche eccetera, si risolvono collettivamente e coralmente. La professoressa Elisabetta Gola è la prorettrice per la comunicazione e l'immagine dell'Ateneo di Cagliari, ma è anche la coordinatrice di scienza e la comunicazione. Professoressa, io la riaggancio a questa sorta di locomotiva molto interessante che ha designato Antioco Floris. Siamo sul territorio, ci avviciniamo a una quota che pensiamo sia importante per lo sviluppo cognitivo, formativo, divulgativo del lavoro che deve compiere l'Ateneo, ma soprattutto ha chiuso il professor Floris dicendo: l'università porta la cultura nella città e la città nella cultura. Lei come lo spiegherebbe? Nasce da questo. La conoscenza oggi che riguardi la scienza propriamente detta o gli elementi del territorio, dei beni culturali da valorizzare o anche tutte le questioni che hanno a che fare con il soggetto, il benessere personale, la salute, hanno come centro e come elemento trasversale la comunicazione. E questo secondo me è l'anello proprio su cui bisogna lavorare per agganciare e intrecciare sempre di più quello che è un Ateneo grande come quello di Cagliari, che emerge e può dare tanto al territorio in cui è incardinato, può e deve dare alla sua città in primis, siamo qua al Poetto anche per questo, però in generale a tutta l'isola. È una contaminazione reciproca, sembrerebbe di intravedere un disegno che peraltro va nei periodi medio-brevi ma anche lunghissimi, perché l'università è incardinata nelle comunità in cui risiede e dà sempre fonte anche di certezze oltre che di saperi, dà riferimenti certi. Qual è la lista di questi 5 corsi che presentati e chi sono i rispettivi coordinatori? Diciamolo così magari qualcuno inizia a farsi un'idea più precisa. Certo, anche perché effettivamente possono interessare anche da più punti di vista, poi anche se uno non è uno specialista della comunicazione, spesso ha bisogno di formarsi in quell'ambito. Perciò noi proponiamo come Ateneo 2 corsi di primo livello: Lingue e Comunicazione e Scienze della Comunicazione. Lingue e Comunicazione è coordinato dal professor Marco Pignotti, Scienze della Comunicazione lo coordino io, che danno poi sbocco verso 3 lauree che specializzano rispettivamente in produzione multimediale, corso coordinato dal professor Antioco Floris, sociologia dell'innovazione e comunicazione, che è coordinato dal professor Emiliano Ilardi, e poi c'è filosofia e teorie della comunicazione, che è un corso molto generale, davvero adatto a molti scenari diversi. Possono iscriversi senza debito tutti i laureati e le laureate dei 2 corsi in comunicazione triennali ed è coordinato dal professor Vinicio Busacchi. Se lei dovesse intervenire in un dialogo interfamiliare, i genitori che valutano col proprio figlio o la propria figlia come scommettere sul proprio futuro, proprio figlio e figlia neomaturati, cosa potrebbe dire? Quale potrebbe essere il leitmotiv trainante? Intanto che chi acquisisce un diploma oggi a 18 anni, 19 anni, come prima cosa deve cercare di capire quali siano i suoi interessi e le sue passioni e proseguire il suo percorso formativo, che oggi poi non si ferma mai, perché continuiamo a doverci formare tutti quanti proprio per poterci muovere in una società complessa. Prima facevo un elenco di ambiti proprio per cercare di ragionare sul fatto che in tutte le aree c'è necessità di comprendere concetti sempre più complessi e per comprenderli bisogna che ci siano dei mediatori che li facciano capire. Per questo la comunicazione si inserisce un po' in tutti i settori ed è trasversale.
spesso i ragazzi quando si maturano e le ragazze hanno delle idee ancora un po' confuse, a volte pensano agli sbocchi professionali e i genitori sono molto preoccupati spesso di questo. Un dato sicuro è che chi si presenta nel mercato del lavoro, nel mondo delle professioni con una laurea, qualunque essa sia, ha molte più chance di realizzarsi come persona e di essere retribuito anche meglio di uno che non lo fa. Io vorrei smentire un po' il mito che laurearsi non serva, che qualche volta sento dire soprattutto ai ragazzi che magari lì per lì pensano di non poter affrontare l'università, che non sia un percorso per loro. Io vorrei incoraggiarli davvero a farlo sempre, perché invece scopriranno che confrontarsi con altri ragazzi e ragazze all'Università di Cagliari, anche ragazzi e ragazze che arrivano in scambi di mobilità da altri paesi, provare a mettersi in gioco studiando con un corpo docente d'eccellenza è la scelta migliore che possano fare per la loro vita futura. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad, insomma abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà
nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Il 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa chiaramente Conad Nord-Ovest che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto. Forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle. E questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci. Da quanti anni il nostro amico Piero Marras ci deliziava con questa canzone carica di nostalgia, ma ieri notte c'è stato spazio per una magia per 300 ospiti selezionati per la prima nazionale del trailer del docufilm Nel nostro cielo un rombo di tuono. Riccardo Milani, il regista dell'opera dedicata al mito Gigi Riva, accompagnato da Nevina Satta, direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission, e da Stefania Medda, direttrice del Cinema Odissea, che ha l'esclusiva estiva del cartellone cinematografico delle notti d'estate a Manifattura Tabacchi, ha raccontato dei suoi 21 anni di corte al campione per realizzare insieme un lungometraggio sulla sua vita. In sala con il sindaco Truzzo, i compagni di squadra del Bomber, che sono stati anche tra i protagonisti del film, il direttore del Museo del Cagliari Simone Gallus, che ha collaborato per la parte storica, i figli del campione con le famiglie. Un film su Gigi Riva, ma Gigi Riva secondo Beppe Tomasini? Secondo Beppe Tomasini, a parte che è già un mito a livello nazionale, secondo me era un grande amico, ho diviso con lui, lo conosco da 53-54 anni, era veramente il nostro condottiero per vincere lo scudetto, per noi è stato tutto, e insomma un film su di lui andava fatto e ci saremo anche noi che parlerà di lui in modo giusto. Senti, sei uno dei pochi che continua a frequentarlo regolarmente. Sì, io una settimana sì, una settimana no vado a trovare. Il problema suo è che non esce di casa, ma poi sta benissimo, ragiona, parliamo dei nostri periodi, di tutto il resto, insomma, sta benissimo. Senti, il Cagliari di quest'anno come lo vedi? Allora, prima di giudicare voglio vederlo
e poi ti do un giudizio, perché parlare prima magari... Sì, ma per esempio un Cagliari con Rog, Nandez... Sicuramente siamo una squadra che punterà alla Serie A con questi due che sono rimasti, sicuro. Però poi per salire in Serie B è molto difficile, però speriamo che ce la facciamo. Adriano Reginato conosce soprattutto la violenza dei tiri di Gigi Riva. Quanti allenamenti, quante serate insieme fino a quando non è calato il sole? Beh, Gigi, vedi, lui dopo l'allenamento era ormai una prassi che si prendeva una quindicina di palloni, si li sistemava nell'area di rigore, 1, 2, 3, 4, 5, tutti e 15, e poi cominciava a bombardare e diceva sempre voglio prendere quel 7, voglio prendere, e finché se lo sbagliava poi lo ripeteva e continuava fino a che non era soddisfatto di essere fatto un bel tiro in porta, insomma. Sei uno dei pochi, ne parlavo prima con Beppe Tomasini, che continua a frequentarlo. Sì, ultimamente meno, perché ora lui è un po' in casa, no? Ma l'altro anno, 2 anni fa, andavamo sempre un po' a passeggio per via Dante, ero rimasto anche un po' sorpreso, perché il Gigi era un po' duro di solito, invece ultimamente si fermava dei negozianti, li salutava, era quasi amico di tutti. Col regista Riccardo Milani parlavo di un anno fa, mi hai raccontato questa storia, siete andati a girare nel cuore della Sardegna con una temperatura infernale. Del Gigante, sì, c'erano a 34-35 gradi, me la ricordo sempre, siamo rimasti lì 1 ora e mezza sotto il sole, comunque speriamo che abbia fatto un bel lavoro. Oggi vediamo l'anteprima. Sì, sì. Senti, un'ultimissima cosa, ma che ricordo ti ha lasciato come compagno di squadra, come compagno di spogliatoio? Guarda, Gigi era un professionista per il suo lavoro, aveva un carattere eccezionale, una forza esplosiva. Lui prima della partita e una concentrazione, siccome che io quando eravamo all'Ansicora ero il numero 1, lui il numero 2, ero sempre vicino. E lo vedevi per 10 minuti fermo a pensare con le gambe sopra allo stipetto il primo piano. Cercava la concentrazione. Cercava la concentrazione. E poi aveva un carattere duro ma eccezionale. Lui voleva sempre vincere, lui voleva sempre che le cose andassero bene, era un trascinatore, insomma. Di Gigi Riva dobbiamo parlare assolutamente con lo storico del Cagliari, Nanni Boi, che su questi temi ha scritto. Sì, credo che per tutti quelli della mia generazione, della tua, insomma, non so, 3-4 generazioni, Riva sia stato il massimo. Sono emozionato oggi, se ne parla dopo un po' di tempo, Riccardo Milani credo che sia la persona più indicata per... Senti, ma tu hai avuto in questi mesi contatti con Milani? Sì, lui so che ha fatto un grossissimo lavoro che dura da più di 2 anni, prima un lavoro storiografico, e sono convinto, conoscendo anche la qualità dei suoi film, che anche questo lavoro sarà... Io sono molto esigente quando si parla di Riva, ho visto molte produzioni e ho sempre storto la bocca, perché insomma per Riva pretendiamo, è un nostro patrimonio, quindi ci teniamo che facciano dei bei lavori. Sono convinto che Riccardo questa volta abbia centrato il segno. Enrico Gaviano, La Nuova Sardegna, una vita al seguito della Cagliari. Gigi Riva, parlami di lui. Tema scelta. Come tema scelta? Guarda, è idolo dell'infanzia, quindi figurati cosa è stato per me quando nel 1980 ho potuto intervistarlo per la prima volta da dirigente. Cioè non sapevo neanche che domanda fargli, perché ero talmente... Poi Gigi è stato un grande amico, perché mi ha aiutato tanto appunto a fare i primi passi da giornalista, sino addirittura a regalarmi il biglietto della finale di Berlino, Italia-Francia, quindi gli devo anche questo.
Benissimo, grazie per la testimonianza. Simone Gallus, il Museo del Cagliari e Gigi Riva. Il Museo del Cagliari è presente in questa iniziativa oggi del trailer in anteprima perché ha contribuito come altri testimoni a rendere unico questo film, questo documentario che siamo tutti quanti in trepidante attesa, che uscirà il 7 di novembre e quindi siamo veramente curiosi di vedere questa anteprima e poi chiaramente ovviamente il film. Ma io ho una curiosità, ma perché Riccardo Milani ha girato la Sardegna in lungo e in largo per fare questo film? Ma io veramente questo non lo so, però posso dire che un regista del calibro di Milani, perché non è mica l'ultimo arrivato, è uno che ha fatto tanti film importanti, abbia deciso di fare un docufilm su Riva, aumenta ancora la validità dell'opera e anche il fatto che davvero Gigi Riva è ineguagliabile. Ha curato i dettagli per cui so che in un paesino in Sardegna, nel Nuorese, c'è stata una partitella fra bambini con due divise del Cagliari, una la bianca con i laccetti, la classica col cravattino e l'altra rosso-blu. Questo so per certo che ho partecipato alla fornitura delle magliette per questa iniziativa, quindi vedi, ha curato moltissimi dettagli anche in queste piccole cose. E come vedi il cronista piano piano riesce a scoprire i dettagli. No, dico, questo significa che insomma queste cose le fanno i grandi registi, sì. No? Di non lasciare niente al caso, deve essere tutto curato nei minimi particolari, da Roman Polanski a Luchino Visconti sino a Milani, i registi di grande valore fanno così. Insomma, adesso chiedo anche a voi, l'ho già chiesto a Beppe Tomasini, ma il Cagliari quest'anno ce la fa a rientrare in Serie A? Assolutamente sì, sono sicuro perché abbiamo una buonissima squadra, un allenatore che in B si fa sentire, li striglia quando giocano male, vedrete che andremo di corsa in Serie A. Allora io sino a forse 2 settimane ero certo di no, onestamente devo essere sincero, non ero convinto, invece quando c'è stata la conferma che magari rimaneva prima Hernandez, poi Rock, che sono elementi molto importanti già in Serie A, figuriamoci in Serie B, quindi qualità, sono fiducioso. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere, senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità.
E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ed eccoci con Nevina Satta. Film Commission ha partecipato a questo grande sogno che inseguiva da 21 anni Riccardo Milani. Qual è stato il vostro ruolo? Oltre al collegamento con tutte le straordinarie professionalità e maestranze, è stato straordinario per noi cercare una sorta di caccia al tesoro, di indizi, di spazi del presente che però ricordano il passato, trovare le comunità dei grandi amanti del Cagliari Calcio, ma soprattutto riscoprire, anche nei paesi dell'interno, una forza straordinaria, evocativa nei racconti, negli aneddoti personali. Quindi il nostro è stato come sempre un ruolo di coordinamento delle risorse in campo, diciamolo letteralmente, soprattutto dal punto di vista delle comunità che spesso non hanno opportunità di accedere ai casting, alle grandi produzioni cinematografiche come questo. Poi ovviamente adesso il grande sforzo di lavoro sugli archivi per il quale sia stati, oltre che noi della Fondazione Sardegna Film Commission, supportati dalla Cineteca Sarda e dalla società umanitaria e ovviamente dalla RAI, dalle grandi capacità di gestione degli archivi televisivi internazionali, perché come immaginate il film ha un patrimonio incredibile di memoria sociale e di memoria collettiva che sarà molto bello riscoprire con questa grande dedica poetica al grande maestro. Abbiamo scoperto che nel corso del 2021, ma soprattutto in questi primi 6 mesi del 2022, c'è un fervore di comunicazione cinematografica con la Sardegna protagonista. Siamo molto felici e devo dire sono forse i frutti di un lavoro decennale di semina, sai, la semina contadina è molto silente, si lavora spesso con grossi vincoli contrattuali, non possiamo svelare durante le riprese ma anche anni successivi alle riprese i segreti dei film e delle serialità televisive ospitate, e quindi adesso invece comincia a vedersi il prodotto che è veramente la punta dell'iceberg di un lavoro capillare fatto con una squadra straordinaria di professionisti giovani che operano davvero con competenze trasversali tra il cinema classico, il cinema d'autore. Ma anche i documentari, perché noi abbiamo avuto in Sardegna per un mese Stanley Tucci che per la CNN parla delle qualità enogastronomiche dei territori che visita, è impazzito per la Sardegna. Lo so, ci abbiamo messo 3 anni a convincerlo, però siamo riusciti, è stato un lavoro anche lì meticoloso. Poi la cosa straordinaria del prodotto televisivo come quello dedicato al food, ma anche alla scoperta dei viaggi, poi su CNN, è straordinario perché fa capire quanto ci sia di potenziale ancora da raccontare, quindi mi raccomando state sincronizzati, ci sono tante novità. Riccardo Milani, tutto è iniziato 21 anni fa, perché? Perché sono venuto a Cagliari e ho cercato di parlare con Gigi Riva, perché volevo fare questo lavoro dedicato a lui, su di lui, con lui, e dopo 21 anni si è convinto, ecco, ha abbandonato i timori, le ritrosie, non so, ecco, si è convinto e abbiamo parlato tanto e ci siamo detti tante cose. A novembre vedremo questo film in tutte le sale in Italia, il 7 novembre. Che racconto fai di Riva? Ma è il racconto di un uomo del suo coraggio, di una dote che non c'è quasi più in nessuno di noi,
E lui ha dato una lezione di tutto, di stile, di coraggio, di umiltà, di rigore morale e anche la capacità di dire e di fare cose che richiedono sacrificio, che richiedono dei prezzi da pagare. Lui questi prezzi li ha pagati, però il suo rigore ha pagato più di qualsiasi prezzo. Gigi è rimasto famoso in questa terra, in questa regione, nel nostro paese e ha anche cambiato il corso della storia di questa regione ed è conosciuto anche nel mondo, quindi evidentemente un peso ce l'ha avuto. Insomma, ecco. Con tua moglie Paola Cortellesi che rapporto hai con la Sardegna? Ma io, per quello che riguarda me, vengo dal 75 in Sardegna. Poi per questo lavoro in particolare l'ho girata veramente tutta, insomma, ecco, ed è un rapporto con una terra che ha evidentemente un qualche valore in più, il senso della dignità, il senso del rispetto. Gigi, se si è trovato bene con questa terra è perché aveva dei valori comuni, evidentemente. E questa cosa qua l'abbiamo apprezzata sia io che mia moglie nel corso degli anni. Insomma, adesso noi siamo frequentatori di quest'isola. Ma questo ha influito nella scelta di Riva come protagonista? L'idea di Riva come protagonista c'è stata da subito, da 21 anni a questa parte, quella di convincerlo a essere lui, perché nessuno può far finta di essere Gigi Riva, perché ce n'è uno solo, perché avere un interprete significa avere un filtro e Gigi si è invece un po' lasciato andare, insomma, sempre con la sua misura, col suo modo di essere, col suo modo di fare, non ha snaturato se stesso, figuriamoci, non l'avrebbe mai fatto, non l'ha mai fatto in vita sua, non l'avrebbe fatto nemmeno in questa occasione, però ha raccontato molto. No, tu hai raccontato che hai girato in lungo e in largo la Sardegna per fare questo docufilm. Io so da alcuni dei protagonisti che sono ex rossoblù, faccio un caso, Adriano Reginato mi racconta che esattamente un anno fa in una piana nel cuore della Sardegna non riuscivate neanche a proteggervi con gli ombrelli. Sì, perché poi succede in questo lavoro di affrontare tutto, quindi le condizioni che si trovano, no? E a volte c'è bisogno di una cosa particolare, in un orario particolare, in un posto particolare. E quindi si va a cercare quella condizione anche girovagando, insomma, ecco, siamo una troupe di tante persone, però tutte con un obiettivo, insomma, e l'obiettivo era anche per tutti noi che eravamo così alle prese con un personaggio così grande che tutti noi conosciamo e conoscevamo bene, è un'emozione particolare che devo dire nessun attore o attrice mi ha mai dato, ecco, l'emozione di incontrare, parlare, dividere il tempo e anche qualche confidenza con una persona come Gigi dà una sensazione di pienezza che non ho mai provato prima. Siamo alle battute finali della trasmissione, proprio in questa location la scorsa settimana stavamo presentando Luca Telese e il suo libro sul suocero, su Enrico Berlinguer. Se tu dovessi definire proprio in chiusura questo tuo rapporto che è nato con Riva, che è un personaggio molto difficile e molto restio a dare confidenza, come ce lo racconteresti? È un privilegio, per me è stato un privilegio, lo è. Per me poter andare a casa di Gigi è un privilegio assoluto. Avere un po' della sua fiducia è una sensazione enorme, è una soddisfazione umana e professionale enorme. E se dovessi metterlo nella classifica delle persone che hai incontrato in questa carriera? Ma io non ho mai cercato nessuno come ho cercato Gigi, non ho mai cercato nessuno per tanti anni come ho cercato Gigi, quindi inevitabilmente Gigi è al primo posto. In collaborazione con Gruppo ENA.
Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad, insomma abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon vale che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna, vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Un 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa chiaramente Conad Nord-Ovest che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto. Forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle. E questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci.